Residenza e criteri di assegnazione della casa popolare non sono collegati. Una sentenza della Corte Costituzionale mette in dubbio le procedure della Regione Veneto per l'assegnazione degli alloggi pubblici che nella Regione sono collegate al criterio della residenza per almeno 5 anni in Regione. La Corte anzi definisce irragionevole negare l'accesso secondo questi termini, un pronunciamento che apre le porte all'incostituzionalità dell'articolo 25,2 lettera A della legge veneta del 3 novembre 2017 numero 39, conquistata dopo anni di ricorsi. La sentenza ritiene le norme in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza previsti dall'articolo 3 della Costituzione. In una nota la Consulta precisa che il requisito della residenza prolungata in Veneto non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell'esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Al contrario, sostiene che proprio chi versa in stato di bisogno si vede più frequentemente costretto a trasferirsi da un luogo all'altro, spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. Il criterio principale per la Corte Suprema risiede non nella permanenza per almeno 5 anni nella Regione, nell'arco di un decennio, ma nel tempo trascorso in attesa nella graduatoria di assegnazione. Con queste premesse, quindi, la Corte ritiene che il criterio su cui si fonda la legge sia irragionevole, circostanza che porterebbe alla violazione del principio di eguaglianza formale fra i richiedenti, dividendoli tra chi, pur nel bisogno, non può dimostrare una residenza prolungata in Veneto e chi sì. Prendo atto la risposta che arriva a stretto giro con un comunicato da parte del governatore veneto Luca Zaia, in attesa di poterne valutare le conseguenze nell'applicazione. Ma non condivido, dice Zaia, per onestà intellettuale e storia personale. In Veneto, continua il governatore, abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o straniero, non fa differenza, nella nostra terra ha però un progetto di vita. Penso, prosegue Zaia, che la nostra norma non sia affatto una legge che esclude, tutt'altro è stata voluta per favorire l'inclusione e il senso di comunità. L'abbiamo pensata per chi vuole stabilirsi in Veneto con la propria famiglia. Non per chi arriva oggi e pretende, continua Zaia, gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo, contribuendo anno dopo anno alla società e all'economia. Prendiamo comunque atto della sentenza della Corte Costituzionale, conclude Zaia, dicendo però che non può non notare che per la proprietà transitiva questa sentenza potrebbe far sì che i cittadini italiani o gli stranieri residenti da almeno 5 anni in Italia avranno gli stessi diritti a parità di condizioni e di requisiti di chi magari non ha un progetto di vita e chiede semplicemente un alloggio, quasi fosse un ostello, per poi trasferirsi altrove.